in tenuta olandese, perché Germania 74 è stato il mondiale che ha l'evento che ha svelato un po' a tutti la grandezza e il mito, la leggenda dell'Olanda, di Cruyff, dell'Olanda del calcio totale, ed è forse uno dei pochi casi, dei rari casi nel mondo dello sport in cui viene ricordato più lo sconfitto che il vincitore, perché i mondiali del 74 l'ha vinti la Germania, padrona di casa, ma tutti coloro che c'erano e coloro che hanno studiato il pallone vi diranno sì, i mondiali del 74, l'Olanda. Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla storia dei mondiali. Parliamo della 10ª edizione della Coppa del Mondo, appunto in Germania nel 1974. Si gioca dal 13 giugno al 7 luglio, ancora 16 partecipanti, 4 esordienti, l'Australia, la Germania dell'Est, che quindi si fa il derby andando a giocare in casa della Germania Ovest, Haiti e Zaire, che sono due storie che tra poco vi andrò a raccontare all'interno di questo mondiale. Cambia pure la formula, perché dopo i gironi di qualificazione le 8 superstiti, chiamiamole così, vengono relegate in altri gironi. Sembra l'inferno di Dante, sembra detta così la pubblicità della Nike famosa con Cantona, vi ricordate, con i giocatori che giocavano nelle gabbie, pubblicità meravigliosa, una delle più belle che si ricordino. E in pratica le semifinali si giocano con questi due gironi, da cui poi vengono estratte le finaliste, non proprio il massimo della formula. A incantare è, come vi ho detto all'inizio, l'Olanda di Cruyff, l'Olanda del calcio totale, dove i giocatori praticamente si scambiano di ruolo facendo un gioco che è tanto bello quanto redditizio e che fondamentalmente non capisce nessuno. A volte si vedono dei giocatori schierati in un modo e gli stessi cronisti dicono: ma questi, perché quello prima stava lì, adesso sta qui, come fanno a correre tutti insieme? Molti dissero, come poi verrà detto anche del Milan di Sacchi quasi 15 anni dopo, non sono 11. Mi ricordo che Butragueño, mi pare, dopo Real Madrid-Milan dell'89 disse erano 15, non riuscivamo a capire come fosse possibile. C'è Cruyff, ovviamente c'è Neskens, c'è Rensenbrink, ci sono i giocatori della grande Olanda, e c'è una storia particolarissima che è del portiere Jonblud, che faceva il tabaccaio in quel momento, non era più quasi manco un professionista, fu chiamato a sorpresa e fu schierato da titolare dal commissario tecnico, e aveva delle particolarità abbastanza curiose. Intanto giocava col numero 8, così, giocava senza guanti. Io la prima volta che vidi le immagini di Germania-Olanda della finale dissi: ma il portiere non c'aveva i guanti o ce l'aveva trasparenti, sembravano quelli da chirurgo, e giocava senza guanti ed era più bravo con i piedi che con le mani. A me viene da pensare, sommando tutte queste cose, che forse doveva fare un altro ruolo. Cioè, ho capito che l'Olanda si interscambiava tutti i ruoli, ma il portiere era veramente molto molto particolare. L'Olanda è veramente una squadra meravigliosa e sorprende fino a un certo punto che arrivi in finale, anche perché una volta che si vede come gioca è normale che arrivi in finale. L'Italia, che pure era vice campione del mondo in carica, esce malamente al primo turno, eliminata in un girone con Polonia, Argentina e Haiti. Contro Haiti vince 3-1, ma arriverà il gol subito da Haiti, che romperà l'imbattibilità, un'enorme imbattibilità da parte della porta italiana e di Zoff. E poi, come vi ho detto, c'è la storia dello Zaire. Per i più giovani, per chi non lo sapesse, lo Zaire è quello che oggi viene chiamato Repubblica Democratica del Congo e che ha partecipato anche agli ultimi mondiali appena terminati come Congo, e che all'epoca si chiamava Zaire, e che c'è una storia diventata leggenda anche, come vi ho detto, per altre leggende in maniera errata. Lo Zaire prende una valanga di gol, è chiaramente una squadra molto inferiore alle altre, era quella che una volta si
era definita squadra materasso, prende 2 gol dalla Scozia e fin qui diciamo dignitosamente 9 dalla Jugoslavia che vincerà 9-0 e poi perde 3-0 con il Brasile. E qui c'è l'episodio famosissimo che è reperibile anche in rete e che per anni è stato fatto passare come se i giocatori dello Zaire fossero delle specie di semi-professionisti chiamati lì senza conoscere nemmeno le regole. C'è una punizione per il Brasile, doppio tocco, il tocco quando c'è il tocco verso il giocatore che sta per tirare, un giocatore dello Zaire esce a tutta velocità dalla barriera, prende il pallone e lo scaraventa via. È una cosa che fa ridere così. In realtà anni dopo fu svelato il motivo per cui il giocatore dello Zaire fece questa fesseria così eclatante, perché purtroppo lo Zaire era governato da un dittatore tra i più sanguinari della storia, il signor Mobutu, che aveva minacciato di morte i giocatori del Brasile se avessero perso con più di 3 gol di scarto contro il Brasile. Siccome già si era sul 3-0, i giocatori dissero: sentite, inventiamocele tutte, la pelle è sicuramente è meglio salvare la pelle che salvare la faccia, magari da un certo punto di vista, e quindi arrivò questo episodio clamoroso. La finale Olanda-Germania. Segna l'Olanda al secondo minuto con Neskens su calcio di rigore. Tra l'altro, se vi vedete la partita, non vi dico di andarvela a rivedere tutta, ma se voi vedete dal calcio d'inizio al calcio di rigore, la Germania non tocca palla per oltre un minuto, il pallone se lo scambiano solo i giocatori olandesi. Sempre sul rigore pareggia Breitner al 25esimo per la Germania, e poi il solito Gerd Müller alla fine del primo tempo porta il risultato sul 2-1, risultato che non cambierà più. La Germania si porta a casa il secondo titolo mondiale della sua storia e l'Olanda perde la prima delle sue migliaia di finali, purtroppo per loro perse. Il capocannoniere è un polacco, Lato, con 7 gol. Insomma, i mondiali li vince la Germania, ma come vi ho detto all'inizio, Germania 74 è ricordata in gran parte per la nazionale olandese. Ci vediamo la prossima settimana, perché parleremo di Argentina 78, altro divertimento per gli olandesi, gli amici olandesi che sicuramente ci seguiranno.